L'appuntamento è per domani alle 10 in piazza Minucci a Vittorio Veneto per la festa dei lavoratori organizzata da CGIL, CISL e UIL. Vivere in pace e lavorare in sicurezza oggi, 100 anni dopo la Grande Guerra, è il titolo della manifestazione che mette insieme il tema nazionale scelto per questa giornata, ovvero la sicurezza sui luoghi di lavoro e il centenario dalla fine della Grande Guerra. Da qui la scelta di convocare lavoratori e pensionati là dove terminò il primo conflitto mondiale. Invitiamo tutti ad esserci perché così si ricostruisce una nuova identità e si ha anche la possibilità di fare una redistribuzione del reddito diverso da quella che oggi c'è e dare più potere d'acquisto sia alle famiglie ma anche ai pensionati. Luoghi di lavoro che ancora troppo spesso diventano lo scenario di incidenti a volte mortali. Treviso, nella triste classifica dei lavoratori che hanno perso la vita nello svolgimento della loro attività nel 2017, si posiziona al primo posto a livello veneto. Bisogna investire nei dispositivi di sicurezza, investire nei corsi di formazione, investire nei controlli necessari e bisogna far capire ai lavoratori che quei dispositivi di sicurezza sono fondamentali per salvare la vita. Lavoro che manca o, se c'è, in molti casi è precario, lavoro che risente ancora della crisi. L'appuntamento del 1° maggio sarà l'occasione per i sindacati per rivendicare una nuova dignità per i lavoratori. Noi faremo l'appello sulla modalità oggi che vogliamo che ci sia un contratto di lavoro, ma soprattutto anche sulla sicurezza e sulle regole che ci devono essere nei contratti di lavoro. Intanto il 1° maggio non sarà per tutti i lavoratori un giorno di festa, molti coloro che dovranno infatti comunque lavorare. Bisognerebbe mettersi d'accordo in questo paese che alcune festività sono davvero uguali per tutti e che si sta tutti a casa proprio per festeggiare. Penso che ad esempio il 1° maggio debba essere una di queste. Però il punto vero è che non si può chiedere ai lavoratori la totale disponibilità in base a esigenze produttive.